Ciao ragazzi, lui è Elia, il cuoco della riseria La Pila di Isola della Scala, e ditemi voi se non ispira già fiducia. Adesso ci farà vedere 3 tipi di risotti che proporranno a Risosteria dal 24 al 27 aprile. Cosa ci farai di buono, Elia? Allora, il nostro grande classico, risotto all'isolana, un risotto un po' più primaverile fresco, basilico burrata, e un po' più particolare, guanciale e zafferano. Che si potranno scegliere Esattamente. in fiera, no? Ma Tutti e tre. adesso ce lo fai anche? Adesso andiamo a proporli e a farli assieme tutti e 3. Oh, si è buttato avanti subito, sto molto speciale. Noi oggi abbiamo usato un semilavorato IGP Vialone Nano, cavallo che a me piace un sacco, l'ho trovato molto, sia per i valori nutrizionali che tiene, essendo molto più grezzo, e anche per l'aiuto che dà nelle manifestazioni ad avere un risotto sempre al dente. E sarà quello che porterai in fiera? Porteremo in fiera il nostro IGP semilavorato. Voi produttori di riso a Isola della Scala, no? Detenete un primato perché siete la capitale del riso del Veneto, oserei dire. Come ci si sente in questa veste? Diciamo che il riso appunto è una tradizione del nostro territorio, e da quando poi c'è il Nano Vialone Veronese IGP è diventata un'eccellenza europea che si porta con sé la tradizione e l'innovazione di un prodotto che ha raggiunto una certificazione IGP. È difficile perché quando si fa un percorso, no, per arrivare al top, ovvero alla certificazione, c'è un percorso da fare, bello, faticoso e impegnativo, poi però il difficile, come si suol dire sempre, è mantenerla questa leadership. È difficile riuscirci? La concorrenza è tanta, il territorio veronese è una nicchia per quanto riguarda il riso nazionale, però siamo riusciti negli anni, tutte le riserie, tutti i produttori agricoli, siamo riusciti negli anni a conquistare questa certificazione europea, la IGP, che ora ci dà un riconoscimento a livello nazionale, europeo e anche mondiale. Allora ragazzi, ricordo le date. Risosteria dal 24, serata del Guinness World Record, al 27 aprile, per 4 giorni di grande divertimento e di buoni sapori, compresi ovviamente i risi, soprattutto quelli d'Elia, che è lì che sta smacchinando, e che sa il profumo che si espande nell'aria. Segnatevi, da giovedì 24 a domenica 27, vi aspettiamo a Isola della Scala. È pronto Elia?